per un quarto d'ora accademico, così speriamo che il pubblico comunque continui ad aumentare. Allora ringrazio innanzitutto i candidati che si sono resi disponibili a questa iniziativa. È la prima volta che il Forum Giovani organizza questo genere di evento e questo a mio parere rientra in quella funzione di rappresentanza che il Forum Giovani ha come ente provinciale. Buonasera a tutti, grazie anche da parte mia dell'invito. Io sono Diego Bernardis, rappresento la Lega Nord in questo consesso. Anch'io ovviamente all'interno della coalizione appoggio il candidato presidente Renzo Tondo. Il mio percorso amministrativo è iniziato nel 1999, io attualmente ricopro la carica di sindaco del comune di Dolegna del Coglio, il comune più piccolo dell'Isontino, quindi 400 abitanti, 400 anime. Conosco benissimo qual è la macchina burocratica amministrativa, perché ho fatto anche appunto 2 mandati da vice sindaco. Nel 2011 sono stato eletto consigliere provinciale nelle file della Lega Nord. E quindi questo è, diciamo, il mio percorso amministrativo. Sono sposato, ho una figlia di 7 anni e ho accettato questa candidatura perché penso di portare una ventata di rinnovamento anche all'interno del mio movimento, che ne ha particolare bisogno. Condivido i principi, gli ideali della Lega Nord, vorrei attuare il cosiddetto federalismo che purtroppo è stato bloccato a livello governativo da, diciamo, scelte scellerate dal mio punto di vista, dal punto di vista della Lega Nord, dal governo uscente dei cosiddetti tecnici con presidente Monti, ed è per questo che ho accettato con entusiasmo per candidarmi al consigliere regionale. Porterò la mia esperienza e se vorrete proferire la mia figura ne sarò ben felice. In particolare vorrei portare le istanze della parte della destra di Zonzo, che conosco, diciamo, un po' di più assieme al collega sindaco Bergamin qui presente, e in realtà però mi impegnerò per tutta la regione, per tutta la provincia. Grazie. 20 secondi di impegno al prossimo. Allora, per la Lega e per il movimento che rappresento, i giovani sono ovviamente una risorsa, penso come per tutti i partiti che sono qui rappresentati, per tutti i rappresentanti. Noi solitamente diciamo che gli adulti di domani sono già i protagonisti di oggi. Per quanto riguarda il nostro movimento abbiamo rivolto un'attenzione particolare al mondo giovanile, anche perché abbiamo avviato un significativo rinnovamento all'interno proprio dei nostri rappresentanti elettorali e all'interno del nostro movimento. Mi viene da pensare a rappresentanti del nostro movimento come ai vari Salvini o come l'onorevole Fedriga, attualmente riconfermato come deputato. Questo processo rivolto ai giovani si è concretizzato in che maniera? Abbiamo predisposto un piano di intendimenti che è stato presentato proprio recentemente, in questi giorni, dal nostro segretario nazionale, Matteo Piasente, che si chiama Prima i Giovani, che oltretutto è anche consultabile via web. In questo progetto Prima i Giovani in particolare abbiamo focalizzato 2 obiettivi. Il primo obiettivo è la costituzione di un accordo quadro tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. In particolare noi pensiamo ai giovani che lo desiderano, soprattutto quelli che frequentano ovviamente il mondo scolastico nei periodi estivi, alla costituzione di un accordo per essere assunti a costo zero dalle aziende, quindi attuare un percorso professionalizzante sgravando le aziende. Quindi la Regione potrebbe utilizzare il cosiddetto utilizzare i voucher, cosa che è stata utilizzata anche per l'assunzione per esempio di determinate categorie come per esempio lavori di pubblica utilità o lavori socialmente utili. Un altro obiettivo di questo progetto è la costituzione di un osservatorio permanente dedicato all'individuazione di opportunità formative, contributive, lavorative all'interno della comunità europea soprattutto. Pensiamo per esempio di sfruttare ovviamente dei percorsi formativi finanziati dalla comunità europea proprio per dare l'opportunità ai giovani di entrare nel mondo. Allora, cultura per me
da amministratore di un territorio che si trova in un'area vocata come il Coglio significa anche valorizzazione del territorio. Da parte mia e da parte anche della Lega questo è molto importante, molto fondamentale, e attraverso vari tipi di manifestazioni, anche per esperienza ovviamente vissuta e organizzativa, questo è l'iter che deve seguire anche la Regione. Quindi mi trovo d'accordo su quanto fatto finora, con i grandi eventi, con eventi tipo i concerti di star musicali o quant'altro, e questo secondo me è un obiettivo da perseguire, quindi quanto fatto sinora è sicuramente utile e importante. Non mi trovo d'accordo con la candidata poc'anzi che diceva sul fatto della valorizzazione del patrimonio linguistico regionale. Mi pare che la Regione abbia sostenuto dal punto di vista culturale con gran forza le minoranze linguistiche della Regione, anche i dialetti. In particolare io proprio in questi giorni nel comune da cui provengo festeggerò la festa della patria del Friuli, quindi la minoranza linguistica friulana, di cui sono orgoglioso e ne faccio parte, ma mi pare che siano state ovviamente anche finanziate e promosse iniziative per quanto riguarda i dialetti, il dialetto graesano, il dialetto bisiacco, visto che parliamo della provincia di Gorizia, ma anche ovviamente la minoranza slovena. Quindi attraverso la provincia ad esempio, non attraverso la regione in questo caso. Quindi credo che questo sia il percorso da seguire. Per quanto riguarda la Lega, un sogno nel cassetto sarebbe quello di poter realizzare anche un museo della migrazione, perché la regione Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda la minoranza friulana, ma anche per quanto riguarda coloro che provengono dall'area giuliana e triestina, sono gente che è emigrata all'estero, e soprattutto i nostri corregionali all'estero ci tengono e sono orgogliosi di appartenere a una regione ricca e culturalmente preparata e affascinante come la nostra. Quindi questo potrebbe essere un progetto da perseguire. Molto sinteticamente, penso che la collaborazione tra reti e aziende ospedaliere di regioni differenti non si possa fare, anche perché va ricordato che nella regione Friuli Venezia Giulia tutto il discorso sanitario è un discorso che dipende appunto dall'autonomia della regione Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo che tutto il sistema sanitario viene praticamente mantenuto efficiente e dal punto di vista qualitativo, secondo me anche con un discreto risultato, non oso dire eccellente, ma discreto risultato. Perché? Perché tutti quanti contribuiamo a mantenere in vigore questo sistema, a differenza di tutte le altre regioni. Voglio ricordare per esempio che ci sono regioni che non sanno neanche che cos'è un bilancio del sistema sanitario che hanno ovviamente all'interno della propria regione, per esempio la Calabria, tanto per fare un esempio, ma è un esempio, ce ne sono anche altri, che il Piemonte non è messo bene per fare il condicio ovviamente tra nord e sud. Detto questo, il sistema sanitario regionale sicuramente è perfettibile e migliorabile, e sarebbe opportuno dal nostro punto di vista creare un sistema di rete ospedaliera unico, con un centro operativo unico. Quindi bisognerebbe mantenere in vigore ovviamente determinate eccellenze, mi riferisco alla rete ospedaliera, per esempio mi viene in mente Aviano, ma mi viene in mente anche Udine o Trieste per determinati compartimenti sanitari. Questo secondo me è sicuramente il primo obiettivo, ridimensionare ulteriormente tutta quella che è la struttura, con i risparmi che ne deriverebbero da questo ridimensionamento si potrebbe potenziare quello che è il servizio territoriale, quindi quello che è il servizio sul territorio con i cosiddetti per esempio infermieri di territorio. Questo secondo me è un punto fondamentale da cui non si può prescindere. L'auspicio è che tutti voi possiate partecipare e soprattutto possiate esprimere un voto responsabile, un voto consapevole. Questo è l'auspicio che mi sento di fare. Nella mia esperienza amministrativa spesso mi ha sconfortato parlare e sentire da giovani, ma non solo giovani, che non conoscono
cosa sia una delibera, che non sanno come funziona un consiglio comunale. Quando io ero, diciamo, un po' più giovane si faceva ancora educazione civica a scuola. Ecco, il mio auspicio è che per poter scegliere bene si possa tornare a far conoscere che cos'è l'amministrazione pubblica, far conoscere che cos'è la politica e far coinvolgere soprattutto ovviamente voi che siete, diciamo, più giovani di noi. Poi se scegliete ovviamente la Lega, tanto meglio. Ha fatto un'altra rivoluzione, addirittura l'educazione civica stasera. Di fatto faccio un mea culpa per la scarsa partecipazione. Credo che i giovani non siano così abituati a vivere questo tipo di situazioni e quindi non colgano l'opportunità, però ci prendiamo l'impegno come Presidenza del Forum di diffondere, insomma, i messaggi che oggi ci avete mandato e vi ringrazio ancora. Grazie.